Coach Alberto Lucci, merito sicuramente al Giovinazzo. Bassano però recrimina su qualcosa come 8 pali tra pali e traverse, è stato un assedio, una porta stregata, sono affiorati un po' i limiti di questa formazione che produce tantissimo gioco ma fatica a finalizzare. Sì, diciamo che come ultima partita in casa ha avuto la linea della prima partita in casa col Castiglione, no? Che vincemmo 4-0 ma facemmo una fatica incredibile. Molto probabilmente non riusciamo a superare questo blocco, questo scoglio qui di tante situazioni che ci capitano a fase offensiva, perché ormai è 8 mesi che si parla della solita cosa. Peccato, perché ci abbiamo provato in tutti i modi, bravo Bovo, grandissima prestazione, ma abbiamo delle grosse colpe noi, insomma, per come è andata l'esito della partita. Senti, l'amarezza c'è, come dicevi tu, un po' perché si giocava in casa, si voleva regalare un po' una gioia e tenere aperta questo spiraglio del primo posto che francamente era molto molto complicato, però meglio che certe situazioni debbano avvenire adesso piuttosto che più avanti nei playoff. Il secondo posto è stato raggiunto con largo anticipo, non c'è possibilità di fare il primo, adesso bisogna ragionare in termini playoff, essere pronti a fine mese, perché lì è davvero un altro campionato e qui Bassano può rincorrere il sogno di centrare una finalissima scudetto che manca da 17 anni, anche se tu so che per prima cosa hai detto no, affrontiamo un avversario alla volta, quarti di finale, semifinale, finale. Per prima cosa bisogna trovare la condizione emotiva di questa squadra, ritrovare lo smalto della parte centrale dell'annata. Sì, ora al di là, insomma, di guardare da qui a quello che succederà o potrà succedere tra un mese, c'è sicuramente da guardare il presente, perché in questo momento qui la squadra si è smarrita e facciamo fatica, e non riesco a capire il motivo, e quindi ora sono concentrato sul presente più che sul futuro, perché se non rimediamo il presente il futuro, insomma, è un pochino più offuscato. Quindi la concentrazione e la determinazione che dobbiamo trovare è per oggi, cercare già da giovedì di fare una bella partita col Benfica, e poi ci aspetta la partita di sabato a Viareggio, che è una partita comunque di un livello alto, e cercare di onorare fino alla fine il campionato. Dispiace per stasera, per i tifosi, dispiace mancato riscatto anche dopo la sconfitta di Trissino, e per ultimo dispiace aver preso anche 8 pali clamorosi, però insomma stasera sono veramente arrabbiato. Ultima cosa, la sensazione comunque che questa squadra atleticamente stia bene è proprio un fatto di blocco psicologico, emotivo, bisogna far scattare la scintilla, e credo che possa avvenire solo trovando quel paio di gol facili che poi ti spalancano la strada, ma ce lo diciamo da qualche settimana, forse qualche mese. Sì, ma se nei primi 6 minuti, 7 minuti fai quello che devi fare, ti trovi 4-0 come doveva essere, e la partita viene fuori in un altro modo. Poi hanno fatto un contropiede dove vale la parata, e sulla seconda azione loro sono passati in vantaggio, ma dovevamo aver già fatto 4-5 gol. È un limite che abbiamo, a questo punto qua è un limite che abbiamo, e ne dovrò tenere presente per le partite che verranno.